C'è un collega che prende 1050 euro e paga 864 euro di mutuo. Ieri l'ho visto, mi fa, dice Antonio, ho 1500 euro di spazzatura da pagare. È Ferdinando, il collega di cui parla questo operaio della Fiat di Termini Imerese. Si possono prendere la casa per me, perché io non la posso pagare più. E anche lui e la sua famiglia il 30 giugno potrebbero rimanere senza cassa integrazione. Giustamente loro lo capiscono i bambini, non è che non lo capiscono. Hanno un'età che riescono a capire, per questo dico io cerco di non farci mancare a loro mai niente, però finché lo posso fare. Adesso dico la paura è questo, quando uno non può più mantenere la famiglia. È colpa dei soldi. I soldi sono una malattia, ve lo dico io perché sono una malattia. I miei genitori non sono malati di soldi, ma se servono, giusto? I soldi servono, sì, per vivere. Ma se io fossi il presidente, i soldi li leverei completamente. Mettete tutte le cose fuori, chi si vuole prendere le cose se le prende, perché le persone muoiono di fame, ancora non avete capito, muoiono di fame. Perché fanno queste cose a scuola, per beneficenza, la pasta, l'olio, queste cose? Perché? Perché le persone non hanno niente. Ancora non avete capito, non hanno niente le persone. Licenziare le persone. Quelle persone, secondo me, perché fanno i lavori? Così per sbagliare il tempo? No, per riguadagnare, per vivere, per mantenere la loro famiglia. Ancora non l'hanno capito. No, licenziamo questo, quello, così mi prendono tutti i soldi. Pure mia madre, questa ragione, è incinta di me. L'hanno licenziato, lo sapete perché? No, perché voleva male, perché gli scattavano di lei i soldi perché era incinta. Cioè, io dico, un mondo così non può esistere. Questo mondo è l'Italia, sta crollando veramente. Ora questi possono vedere i miei genitori e vedo cosa ne dicono, perché per me sono d'accordo con me che questi soldi ci hanno rovinato la vita. I soldi sono la rovina dell'Italia, sono la rovina del mondo. Non dovrebbero esistere, dovrebbe essere come si faceva ai tempi antichi. Scambiare, io ti do questo, tu mi dai quello. Non mi interessa, non ti rimane in te a casa, intanto ci mangi quelle cose. Non l'ho capito. Allora io vi saluto, però dovete ragionarci con queste cose, perché non è giusto. Ci dovete ragionare. Mamma mia, Aldo.